Poco prima delle 12 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Codroipo e una squadra della sede centrale per l'incendio di alcune sterpaglie in un campo nei pressi di via Grions a Sedegliano. Il rapido e risolutivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme spegnendole prima che lambissero culture e la vegetazione circostante, limitando la superficie bruciata a circa 1000 metri quadri. Altro incendio poco dopo le 14 in un campo nei pressi del centro commerciale a Cordenons. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, all'improvviso le fiamme hanno avvolto l'appezzamento agricolo. Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Non si esclude che l'innesco sia stato avviato da un'imperizia da parte di una persona che poco distante stava bruciando della legna. Le fiamme sono state domate in tempo. Non risultano per fortuna persone coinvolte. Ricerca in corso a San Quirino. Si tratta di una donna di 71 anni che non ha fatto rientro nella propria abitazione. L'auto della stessa è stata ritrovata nei pressi di un canale. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la protezione civile con un campo base allestito proprio nei pressi del canale. Mittelfest 2022 cala al sipario sulla 31esima edizione, la prima con capienza piena dopo i 2 anni della pandemia e con un pubblico entusiasta che ha risposto prontamente, dimostrando come arte e cultura restino un nutrimento fondamentale per creare più ampie visioni del futuro. Oltre al positivo dato territoriale, Mittelfest ha proiettato Cividale del Friuli e l'intera regione nel sistema dello spettacolo dal vivo internazionale, richiamando anche spettatori da oltre confine e ritornando alla sua vocazione originaria. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.